Potremmo avere Jessica Canton, lei è consigliere comunale a Fiume Veneto, un comune che è finito sotto i riflettori per ovviamente diverse circostanze, ma soprattutto finirà sotto i riflettori perché il prossimo anno si vota, c'è un sindaco uscente che scalpita per ricandidarsi e per avere anche il placet del sostegno delle altre parti coinvolte in questa battaglia politica, ma c'è anche l'opposizione che vuole dire la sua. Jessica Canton, consigliere comunale a Fiume Veneto, so che avete cominciato anche a incontrare i cittadini, come sono andate queste riunioni? È andato molto bene questo primo incontro che abbiamo avuto il 9 di novembre, una partecipazione importante, è stata la prima occasione per mettere in evidenza quelli che sono anzitutto i punti di forza del nostro gruppo. Un punto di forza è sicuramente la libertà nell'espressione e anche nell'azione, e anche un'importante componente femminile che vuol dire anche un punto di vista femminile nell'affrontare le questioni, nell'affrontare le problematiche. Quindi ci sta dicendo che sarà probabilmente lei una delle candidate? No, le sto dicendo che la componente femminile non manca ed è una componente valida. La domanda che mi ha fatto lei in questo momento, o che ha reiterato in questo momento, è una domanda che è nata ovviamente anche all'interno di questo incontro, ma per dialoghi che chiaramente insomma, stiamo avendo con altre forze politiche che ci sono a Fiume Veneto, che si stanno creando a Fiume Veneto, riteniamo che sia prematuro esprimere un nome. In quella sede, in sede di quell'incontro, abbiamo delineato quelli che sono un po' gli obiettivi principali del nostro programma, ma soprattutto abbiamo voluto presentare quello che è lo slogan di Flumen. Flumen ha pensato a questo slogan: riscoprirsi comunità. Riscoprirsi comunità nell'associazionismo, nell'aggregazione, riscoprirsi comunità nella comunicazione costante tra il cittadino e l'amministrazione e riscoprirsi comunità nella memoria. Memoria intesa non soltanto come conoscenza del passato, ma anche come strumento per progettare il futuro. Il bilancio positivo assolutamente di questo primo incontro, una partecipazione attiva dei cittadini del comune di Fiume Veneto che sono intervenuti con domande, c'è stato un dibattito interessante. Il primo di una serie di incontri, perché sicuramente prima di Natale ci augureremo, ci faremo gli auguri, cittadini, certo. E poi sicuramente a gennaio un nuovo incontro. E noi staremo qua ovviamente a raccontare le gesta di Jessica Canton, che io ringrazio. L'appuntamento ovviamente per le settimane prossime. Cambiamo argomento.